Settima edizione del Giorno della Memoria e del Ricordo, un'iniziativa che vede anche la partecipazione di tante autorità, oltre che ovviamente agli alunni, per un'azione di sensibilizzazione per non dimenticare appunto. Sì, la settima edizione che unisce le due date del 27 di gennaio per quanto riguarda il Giorno della Memoria e il 10 di febbraio per quanto riguarda il Giorno del Ricordo. Noi abbiamo ritenuto opportuno metterla assieme perché le vittime dell'una e dell'altro disgraziato avvenimento non hanno colore, sono vittime, per cui abbiamo ritenuto opportuno dare un messaggio unico ai ragazzi nelle scuole che faccia in modo che possano sapere quello che i libri di storia non presentano. È strano, nei libri di scuola media non ci sono, elementare non ne parliamo, ma neanche nelle scuole medie. Molti docenti addirittura stanno cominciando ora a prendere coscienza di questi fatti che sono stati tenuti nascosti per decenni e decenni, 75 anni fino ad oggi. Quindi noi questo messaggio che vogliamo dare è per ricordare i fatti terribili della storia semplicemente per un motivo: evitare che si ripetano. Stamattina al Gallo una giornata di cittadinanza attiva attraverso la sollecitazione al ricordo di due giornate importanti, la giornata della memoria e la giornata del ricordo. Tutto questo al fine che fatti simili non avvengano più, che ci sia un futuro senza recinzione per i ragazzi sollecitati attraverso le letture, attraverso la videoproiezione di argomenti inerenti a questi fatti, possono essere sollecitati a una riflessione che per essere cittadini attivi di un mondo senza barriere possono finalmente vivere e sperare in un futuro senza guerre. Sono due pagine vergognose di storia, sia le vittime provocate dal nazifascismo, sia le vittime, quindi queste vittime dei campi di sterminio, e questa è la giornata della memoria che il Parlamento italiano ha fissato per il 27 di gennaio, e poi c'è la giornata del ricordo per tutte le vittime italiane che sono stati infoibati, cittadini italiani che sono stati infoibati, calati nelle foibe, quindi condannati a morte a migliaia. Cittadini italiani di Trieste, di Fiume, della Dalmazia, della Croazia, poi costretti anche, finita la guerra, a lasciare quella terra e quindi ad espatriare. E ci sono alcuni infoibati anche delle nostre zone, ce n'è uno di Favara, ce ne sono due di Canicattì infoibati. Si può trovare su internet, come ho riferito qui in assemblea, in rappresentanza dell'Associazione Culturale Penna Sottile, della quale mi onoro di fare parte. La mamma di uno di questi due, Antonio Di Gioia, che era carabiniere a Trieste, che fu preso questo ragazzo e quindi fu infoibato. Era un carabiniere, fu assaltata la caserma, furono trucidati sul luogo alcuni e altri furono infoibati. Questa mamma non sapeva la storia del figlio, sperava sempre che tornasse, e era la panettiera, faceva pane, e la zia Maria Antonia, vedendo tanti prigionieri, siamo nel luglio del 45, dava del pane, perché erano affamati questi prigionieri che erano qui nelle nostre zone, che passavano per la via principale di Canicattì o per altre vie, pensando con questo gesto che qualche altra mamma da qualche altra parte potesse fare qualcosa di simile per il suo figlio. Purtroppo il suo figlio era stato infoibato e poi fu raggiunto da questa notizia.